Domani il sole sorgerà, disse lo scorso anno l'allora arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro nel suo messaggio alla città. Tanti fratelli, aggiunse il cardinale, sono inchiodati sulla croce del virus. Eravamo a Pasqua, ma il virus ha continuato a seminare panico e morte e siamo alla vigilia di un nuovo anno e sembra persino inutile scambiarsi gli auguri. Ma noi lo facciamo con il cuore pieno di speranza che davvero possa tornare a sorgere il sole e cancellare per sempre la maledizione che all'improvviso ha trasformato tutto e tutti. Torni a sorgere il sole per non sentirci più crocifissi ma uomini liberi, liberi di vivere secondo le tradizioni, in armonia e in compagnia degli affetti. Cessino rischi e paura. È questo l'augurio che rivolgiamo a conclusione di un altro anno terribile. Ecco, nell'augurare a voi che ci seguite un buon 2022, vogliamo rivolgere però a noi per il nuovo anno un augurio particolare, a noi di TVA e di tutti i canali privati, l'augurio cioè di sopravvivere ai tentativi di sopprimerci. L'augurio che rivolgiamo a noi è di esserci ancora nell'anno che verrà, esserci per poter continuare a raccontarvi i fatti con professionalità e la libertà che ci distingue. Una voce libera, insomma, per voi ascoltatori, che deve continuare ad esistere. Buon anno.